Recuperare e valorizzare il paesaggio veneto promuovendo anche il turismo sostenibile e le attività culturali. È l'obiettivo di un nuovo progetto promosso dalla Regione Veneto che vede protagonisti itinerari che testimoniano fede e tradizione religiosa delle comunità locali. I percorsi scelti sono 4. La grande erogazione sull'altopiano di Asiago nel Vicentino, la via dei Papi nel Bellunese, gli itinerari della fede nella veronese Valpolicella e il cammino di Sant'Antonio nel Padovano. Proprio nella cittadina dove parte quest'ultimo tragitto, Campo San Piero, è stata inaugurata una mostra itinerante dedicata alla spiegazione delle peculiarità dei 4 cammini di fede. Questo pellegrinaggio nasce da quell'antico episodio in cui Sant'Antonio, trovandosi a Campo San Piero il 13 giugno del 1231, si sente male, sente la morte avvicinarsi e chiede di essere riportato a Padova, al convento dove lui solitamente abitava. I frati lo caricano su un carro con i buoi e dietro arrivano tutti i contadini, la gente con un corteo. Da allora sempre c'è questa tradizione di recarsi al santo in pellegrinaggio. Abbiamo preso questi 3 milioni di euro che nascevano da sanzioni a persone che hanno fatto qualcosa che non va e finalmente spesi bene, secondo me. Spesi per recuperare il paesaggio, il territorio, per recuperarlo in tutto il Veneto, perché si parte, come si diceva, dalla Valpolicella e si arriva al Santo, per la via dei Papi a Belluno, per le erogazioni dell'altopiano di Asiago, recuperando percorsi che sono fortemente densi di emotività, ma che hanno anche nel paesaggio e nel territorio la loro valenza e importanza. 25 chilometri da percorrere a piedi, di notte, in 6-7 ore. Il cammino di Sant'Antonio è un tragitto che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno coinvolge ogni anno migliaia di pellegrini, specie giovani. Mi pare che oggi più che mai c'è l'esigenza dell'uomo in una società frammentata di fermarsi, riflettere, cogliere dalle grandi spiritualità del nostro tempo e anche del passato quelle che sono le coordinate anche di un cammino umano e spirituale. Queste mi sembrano le cose principali.